Buon pomeriggio cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi concludiamo il racconto, la restituzione del rituale del libro I segreti di Taverner, dottore dell'occulto. Prima però vi invito, come di consueto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi anche al mio canale YouTube. Grazie. Gli chiesi cosa intendeva fare della situazione che si era creata. Avete intenzione di mandare di nuovo Robson in cerca del manoscritto? Chiesi. Devo farlo, rispose Taverner. Non penso che Robson abbia la stoffa dell'avventuriero. Nemmeno io, ammise Taverner. Dovremmo tornare indietro a Piero della Costa. Robson ci raggiunse a Harley Street e Taverner ci portò fuori a cena. Dopo cena tornammo all'ambulatorio dove Taverner offrì dei sigari e si accinse a comportarsi da bravo ospite, un compito che gli riusciva alla perfezione perché era uno dei migliori conversatori che io avessi mai incontrato. Poco dopo il discorso si spostò sull'Italia, sul Rinascimento, sui grandi giorni di Firenze e dei Medici. Poi iniziò a raccontare la storia di Piero della Costa, studente di arti occulte, che preparava filtri d'amore per le signore della corte fiorentina. Raccontò la storia con notevole vividezza e con molti dettagli e fui sorpreso nel vedere che l'attenzione del ragazzo vagava e che apparentemente stava seguendo un suo corso di pensieri, dimentico di ciò che lo circondava. Poi mi accorsi che stava scivolando nello stato di trance che mi era diventato familiare grazie alle esperienze con il mio collega. Taverner continuò a parlare, narrando al ragazzo privo di sensi la storia dell'antico fiorentino, di come crebbe destinato a diventare custode degli archivi, di come cercarono di corromperlo e del fatto che tradì la propria fede per conquistare il favore della donna che amava. Poi, verso la fine della storia, la sua voce cambiò e si rivolse al ragazzo privo di conoscenza chiamandolo per nome. Piero della Costa, chiese, perché l'avete fatto? Perché sono stato tentato, giunse la risposta, ma con una voce diversa da quella del giovane. Era la voce di un uomo calma, profonda e nobile, vibrante di emozione. Siete pentito? Chiese Taverner. Sì, rispose la voce. Ho chiesto ai superiori di poter restituire ciò che ho rubato. La vostra richiesta è stata accolta, rispose Taverner. Fate quello che dovete e avrete la benedizione dei superiori. Il ragazzo si girò lentamente e si mise a sedere, ma vidi subito che non si trattava dello stesso individuo che avevamo incontrato. Un uomo maturo, dal carattere forte e determinato, guardava dai suoi occhi azzurri. Vado a restituire ciò che ho preso, ci informò. Fornitemi i mezzi per farlo. Andammo tutti alla rimessa a prendere l'automobile. Da che parte desiderate andare? Chiese il mio collega. Il giovane indicò il sud-ovest e Taverner girò la macchina in direzione di Marble Arch. Guidati dall'uomo che non era Robson, andammo a sud verso Park Lane e finalmente raggiungemmo il groviglio di strade principali dietro Victoria Station. Da lì svoltammo verso est, ci fermammo dietro alla Tate Gallery e il ragazzo scese. Da questo momento, ci informò, vado avanti da solo e scomparve in una stradina secondaria. Sebbene aspettammo per più di mezz'ora, Taverner non spense il motore. Potremmo aver bisogno di allontanarci rapidamente, spiegò. Poi, proprio mentre iniziavo a chiedermi se avremmo passato la notte all'aperto, udimmo qualcuno correre e Robson si infilò precipitosamente nella macchina. La precauzione di Taverner di non spegnere il motore fu abbondantemente giustificata dal fatto che Robson era rincorso da qualcuno. Svelto, Roz! Urlò Taverner. Coprite il retro dell'automobile con la coperta. Feci come mi diceva e coprì il numero di targa. Quando il primo dei nostri inseguitori svoltò l'angolo, l'automobile era partita ed eravamo già lontani. Nessuno parlò durante il viaggio verso Hidehead. Entrammo nella casa addormentata più silenziosamente possibile e quando Taverner accese le luci dell'ufficio vidi che Robson portava sotto braccio un curioso volume rilegato in pergamena. Non ci fermammo in ufficio perché Taverner ci condusse verso una porta che portava alle scale della cantina. Venite anche voi, Roz, disse Taverner. Avete assistito all'inizio di questa faccenda e ne vedrete la fine, perché anche voi avete rischiato e anche se non siete uno di noi, so di potermi fidare della vostra discrezione.
Scendemmo le scale di pietra a spirale e passammo attraverso un corridoio lastricato. Taverner aprì una porta e ci fece entrare in una cantina. La attraversò e aprì un'altra porta. Una fievole fiammella illuminava l'oscurità davanti a noi, agitandosi incerta nella corrente. Taverner accese una luce e con mia grande sorpresa mi trovai in una cappella. Su 3 lati erano scavati nel muro alti scanni e sul quarto si trovava un altare. La luce tremolante che avevo distinto nell'oscurità proveniva dallo stoppino di una lampada appesa appena sopra le nostre teste, al centro di un grande simbolo. Taverner accese l'incenso in un turibolo di bronzo e lo fece oscillare. Porse a Robson la veste scura da inquisitore e lui ne indossò un'altra. Poi le 2 figure in saio si volsero una di fronte all'altra nella cappella deserta. Taverner iniziò quella che sembrava una preghiera. Non riuscii a coglierne la sostanza perché non riesco a seguire il latino parlato. Seguì una litania fatta di domande e risposte con Robson, l'impiegato londinese, che rispondeva con la voce profonda e sonora di un uomo abituato a parlare in ambienti grandi. Si alzò in piedi e con l'incedere solenne di una processione avanzò verso l'altare, dove poggiò il manoscritto logoro e ammuffito che teneva tra le mani. Si inginocchiò e non posso ripetere l'assoluzione che pronunciò l'austera figura in piedi di fronte a lui, ma quando Robson si alzò lo fece come un uomo dalle cui spalle era stato tolto un grave peso. Poi, per la prima volta, Taverner parlò nella sua lingua natia. Nei momenti di difficoltà o di pericolo, l'eco della sua voce rimbombante riempì la stanza. «Fate questo segno». E seppi che l'uomo che aveva tradito la sua fede si era riscattato ed era stato nuovamente accolto nella sua vecchia confraternita. Tornammo al mondo in superficie e l'uomo che non era Robson ci salutò. «Devo andare», disse. «Sì, certo», rispose Taverner. «Farete meglio a stare lontano dall'Inghilterra finché le acque non si saranno calmate. Rhodes, lo accompagnereste fino a Southampton? Io devo occuparmi di altre cose». Quando affrontammo il pendio che portava a Liphook, studiai l'uomo che avevo al mio fianco. Per una strana alchimia Taverner aveva risvegliato l'anima morta di Piero della Costa, che aveva preso il sopravvento sulla moderna personalità di Peter Robson. Il potere si irradiava da lui come la luce da una lampada. Persino i lineamenti sembravano cambiati. Solchi profondi ai lati della bocca conferivano una certa fermezza al mento fino a quel momento indefinito, e gli occhi di un azzurro chiaro, ora infossati, scintillavano come l'acciaio ed erano saldi come quelli di uno spadaccino. Attraversammo il ponte che portava a Southampton soltanto verso le 6 della mattina. Il posto era già in fermento perché una cittadina con un porto non dorme mai, e chiedemmo la strada per la locanda fuori mano dove Taverner ci aveva detto di fare colazione. Scoprimmo che si trattava di un piccolo pub vicino al porto e quando entrammo il barista stava già tirando su le tende. Era chiaro che gli estranei non erano i benvenuti nella piccola taverna e nessuno si offrì di prendere le nostre ordinazioni. Mentre eravamo indecisi sul da farsi, passi pesanti risuonarono per le scale di legno e un uomo di corporatura possente con le 4 strisce dorate che indicavano il rango di capitano entrò nel bar. Entrando ci gettò uno sguardo, in effetti eravamo abbastanza fuori posto in quel luogo da essere notati. I suoi occhi attirarono la mia attenzione, aveva lo sguardo intenso tipico di un marinaio, ma anche la curiosa abitudine di guardare le persone senza dare l'impressione di vederle, puntando lo sguardo circa 1 metro dietro di loro. Era una cosa che avevo spesso notato fare a Taverner quando desiderava vedere i colori di un'aura. Quella particolare emanazione che per coloro che possono vederla irradia da ogni essere vivente e che è una chiara indicazione della condizione interiore. Gli occhi grigi fissarono quelli azzurri, poi ci fu un segno quasi impercettibile tra i due e il marinaio si unì a noi. «Credo che conosciate mia madre», commentò presentandosi. Robson ammise di conoscerla, sebbene io fossi pronto a giurare che non avesse mai visto l'uomo prima di allora, e tutti e 3 ci spostammo in una sala interna per consumare la colazione che apparve su richiesta della nostra nuova conoscenza. Ci chiese di cosa avessimo bisogno senza tanti preamboli e Robson fu altrettanto pronto a rispondergli: «Devo uscire dal paese senza dare nell'occhio». Il nostro nuovo amico sembrò pensare che fosse normalissimo che un uomo senza bagaglio dovesse partire in quel modo. «Io salpo questa mattina alle 9 e seguirò la Costa d'Oro fino a Loango.
Non siamo esattamente le linee Cunard, ma se vorrete venire con noi sarete il benvenuto. Non potrete restare vestito così, attirereste una folla e non mi sembra il caso. Mise la testa dentro una porticina che separava la stanza dal retro e comparve un ometto grassoccio con un pizzetto bianco. I due si consultarono e il nuovo venuto si dimostrò altrettanto disposto a fornirci un aiuto. Poco dopo portarono un abito economico di seconda mano e un cappello a punta, che, come ci disse il marinaio, costituivano il perfetto abbigliamento di un cambusiere, funzione che Peter Robson era destinato a svolgere sulla nave. Lasciando la locanda che la misteriosa confraternita ci aveva reso così ospitale, ci dirigemmo verso il porto e attraversando il groviglio di linee ferroviarie, gru e mercantili, raggiungemmo la nave del nostro compagno, una carretta arrugginita con i ponti superiori dipinti di un bianco sporco. Accompagnammo il capitano nella sua cabina, in netto contrasto con l'esterno, una solida scrivania con una lampada schermata, una copia dello studio di Albrecht Dürer, delle Mani Oranti, uno scaffale con dei libri e, appena percettibile tra l'odore impregnante di tabacco, il fievole sentore speziato che aleggia in un posto in cui viene spesso bruciato incenso. Studiai i titoli dei libri perché dicono di un uomo molto più di qualsiasi altra cosa. Iside Svelata era vicina a Evoluzione creativa e a 2 grossi volumi della storia della magia di Eliphas Levi. Tornando verso Heidenhead, pensai molto al singolare tipo di vita con cui ero entrato in contatto nell'ultimo periodo e che mi aveva mostrato un altro aspetto delle vaste ramificazioni della società. Su richiesta di Taverner incontrai il capitano al suo ritorno dal viaggio e gli chiesi notizie di Robson. Non fu in grado di darmene. Aveva sbarcato il giovane in un posto non ben precisato della costa occidentale. Sulla banchina, sotto il calore del sole, avevano fatto il segno. Un portoghese mezzosangue lo aveva toccato sulla spalla e i due erano svaniti in mezzo alla folla. Espressi un po' di preoccupazione riguardo al destino di un ragazzo inesperto in una terra straniera. Non vi dovete preoccupare, rispose il marinaio. Quel segno gli farà attraversare l'Africa e lo riporterà di nuovo indietro. Quando ne parlai con Taverner gli chiesi: per quale motivo voi e il marinaio avete dichiarato di essere parenti di Robson? Mi è sembrata una bugia del tutto gratuita. Non si trattava di una bugia, ma della verità, rispose Taverner. Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli, se non la loggia e i suoi iniziati? Si conclude qui il secondo racconto, proseguiremo prossimamente con il terzo e leggeremo ancora insomma questo affascinante libro che per la trama romanzata comunque attraverso appunto il suo snocciolarsi e il suo snodarsi sotto insomma i nostri occhi ci sta raccontando molte verità delle logge, delle confraternite e del regno e del mondo occulto in generale. Grazie a tutti per l'attenzione e mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata.